Nella disgrazia siamo stati fortunati, quell'assuno con cui ci ha aiutato, perché ha preso fuoco un capannone che era leggermente staccato dalla fabbrica, dal corpo intero dell'azienda, dove avevamo messo del materiale di risulta che doveva essere rivenduto. Per quanto riguarda gli impianti produttivi, la sega tronchi, tutto il deposito a stagionatura naturale del legno che va a occupare gli altri 50.000 metri quadrati è tutto intatto grazie a un tempestivo intervento dei vigili del fuoco, delle forze dell'ordine e dei nostri collaboratori che sono prontamente intervenuti. Quindi noi, salvo le dovute perizie dei tecnici di oggi, e speriamo non oltre a domani, riprenderemo la normale produzione quanto prima. Saranno poi i tecnici a sciogliere i dubbi. Si presume che sia stato un cortocircuito di un piccolo ufficio che avevamo, dove all'interno c'erano delle stampanti, dei terminali per fare di DDT, documenti di spedizione della merce. La stima dei danni, il legno era parecchio, stimiamo che sarà qualche milione, però la cosa importante è che noi riusciamo a ripartire immediatamente con la produzione, cioè tecnicamente potremmo ricominciare anche subito, e che tutta la nostra manovalanza, manodopera specializzata, che qui da tanti anni, noi esistiamo da più di 2 secoli, continuerà a lavorare per noi con più spirito di prima. Siamo veneti e ripartiremo velocemente. Stamattina certo è stato un risveglio un po' difficile per tutti quanti e piangeva il cuore non solamente a me, che con i miei fratelli portiamo avanti una tradizione di famiglia, ma anche a tutti i nostri bottai che guardavano con le lacrime quanto era accaduto. Noi siamo intervenuti questa notte alle 2, siamo stati avvisati da un passante. Arrivati qui ci siamo subito resi conto della vastità dell'incendio e con il nostro intervento siamo riusciti a contenere l'incendio solo nella parte deposito di Legnani, che occupa all'incirca 3.000 metri quadri. Mentre noi siamo qui, su c'è il nostro nucleo investigativo antincendio territoriale che si sta attivando proprio per le indagini del caso. In questi casi le problematiche legate all'acqua ci sono sempre, perché lei pensi un incendio di questa entità, quindi con una superficie così vasta, con legno, abbiamo bisogno di molta acqua per spegnere l'incendio, e quindi abbiamo fatto rifornimento anche nelle varie attività limitrofe. Non dimentichiamoci anche che attiguo a questa fabbrica c'è anche un'officina meccanica, la GM Car, e quindi questa è rimasta integra grazie anche all'opera dei Vigili del Fuoco. Purtroppo ci sono state alcune concomitanze negative, perché avevamo pensato, assieme ai responsabili dei Vigili del Fuoco presenti al momento stanotte, a utilizzare l'acqua del Monticano, del canale Filiberto. Purtroppo quella del Monticano, che noi recuperiamo dal consorzio grazie a una cessione del Castelletto Nervesa, in questo periodo non c'è perché il Castelletto Nervesa è in manutenzione e il Filiberto non è ancora in esercizio. Purtroppo io penso che non sono un tecnico e quindi i Vigili del Fuoco possono dirlo molto meglio di me, ma non ha indubbiamente aiutato nemmeno questa situazione di vento, che normalmente non c'è, ma in questi 2 giorni è effettivamente impegnativa.